A Montichiar, nel contesto della Fiera dell'Agricoltura, le sta fatto un convegno per domandare che il Vucur fa per essere più competitivo in Europa. Che convegno che succede qui? Che cosa serve per essere più competitivi in Europa? Credo che serva in sostanza soprattutto che sappia la tutela per quanto riguarda i nostri allevatori, tutela e che possono permettere a loro di poter più di avanti a lavorare, in modo particolare che gli allevamenti vengano sviluppati e che fanno automaticamente l'interesse nostro ma anche del consumatore, che è quel che mi interessa più che altro in modo particolare a noi. Il presidente dell'APA, Germano Pe, ha servito il convegno e ha fatto le presentazioni al pubblico, che lì è tanto. È formato da allevatori di Porsei, mia appena di Bresa, ma anche se c'è da dire che la provincia di Bresa è che la competenza allenamenti. E è mio in caso che il convegno si fa proprio a Montichiar. Andrea Cristini, presidente nazionale degli allevatori di Porsei, ha spiegato i problemi che incontrano gli allevatori nel suo lavoro. Silvestro Abrami, veterinario dell'ASL di Bresa, ha parlato di biosicurezza, come poter entrare nell'Europa commerciale, e ha detto che la Gran Bretagna si porta via il 60% dei fondi europei all'agricoltura. Maurizio Gallo, direttore dell'Associazione degli allevatori italiani, ha detto che l'Europa, che adesso ha la più alta produzione di carne di Porcel, nel 2020 la decidere la maggioranza alla Cina. Anche nella produzione di carne la Cina sarà il più grande produttore. Il veterinario Giambattista Guadagnini, di Ursneuf, ha parlato della malattia di Augeschi, dal nome del dottore ungherese che l'ha scoperta nel 1902 e che dopo 110 anni la infesta a gli allevamenti d'Italia, d'Europa, ma poi a Bresa, e che se farà sforzi per cercare di debellare la malattia, e possibilmente nel giro di pochi anni. Questo per permettere una più grande esportazione di carne in Europa. Un convegno seguito da Tata Zet che lava le mani ai relatori.